Saluti, mi nanta Gisa Esi, sio de Sersili, una iddicedda vittica da sa Barbagia de Seulo. Vivo in Castello già adesso 1987, ho fatto sul liceo Meinisili, dunque mi sono andata a pittica da mia, poi sono a Castello, mi sono laureata in Litras e poi faccio insegnanti precaria in una scuola media a Girei. Faccio un'altra cosa che mi piace in meta, che è questa di lavorare con un ufficio linguistico su sardo. E quando mi capita, faccio pure un progetto o in comune o in scuola, sempre io imparare a SPP, ma non spuro a imparare su sardo. Sì, poi su sardo, ad esempio, dopo mia, babbo mio e mamma mia hanno sempre cristiano in sardo e devo imparare italiano in scuola, perché c'è questa televisione pure, non la teniamo da quando vivo pittica, poi già in manitedda e dunque manco mi ricordo proprio come ho iniziato, ho cominciato a fare su italiano, cioè mi parte una cosa naturale, si cresce con un balzo a lingua, in maniera proprio naturale. La famiglia mia, parenti miei, zia mia, zio mio, fuedausu, vetti in sardo, chi devo vuole un italiano e poi traduzione perché in giro, non poi stai vedendo cosa seria, cioè se italiano sa famiglia mia e stivo su scherzo, non poi cosa seria, la cosa seria se vuole andare si cristiano in sardo. Qualcuno zio ha di provare a pesare il suo lusso in italiano, ma deve essere una investitura che non fa tanti questionari. Dunque, se sta venendo che si spuro anche la questa scuola va che si cusso. Sa lingua, sa formalità, domo mia e su sardo. Sa lingua delle informalità è su sardo, cioè esiste effetti gusta. L'italiano è un intercalare, cioè non è una cosa che si non mi manca e non intendo manco sa bisogno. Ci trabalho puro per su sardo. Mi piace di questionare su sardo con i pipius, mi è capitato una volta di trabalhare con i pipius che non teniamo vergogna a fare su sardo. Una delle prime domande che faccio è proprio questa, cioè che qualcuno vuole da su sardo all'inizio ne abbiamo alza sa mano, poi quando intendi a me, vuoi da in sardo, tanto tutto, per integrare che ne era prima. Chi questo su scientifica, la professoressa guarda su sardo si intende più tranquillo, poi forse si indomu un soro o qualcuno babbo, qualcuna mamma disinara che non anda bene a fare su sardo, quando in scuola si parla italiano, che invece si questo su dubinti visto un mio come una cosa naturale, chi su spuru da bivinti come una cosa naturale, poi debita essere una cosa naturale. Dunque si gioca con su sardo, vedo su disegno su con vignetta in sardo, chi capita vedo su recita metà in italiano, metà in sardo, in maniera che questo si intenda tranquillo. Io sono su narro che su sardo è stessa lingua in soro e che deve indicare della questione in moi, quando funti manus, sul rischio che sia da troppo duro. Sì, su sardo che proprio uno vuole di due tempi di imparare a pitticco, cioè sfilos hanno tanta vesato in sardo, i più spitticco su crescenti prusavistos, prususcidos, imparano a mellus e poi apposta insomma che questo squadra su sardo bisogna più facile pure imparare altra lingua
Questo sardo è questa lingua dell'identità, punti pensato su questa terra dei Ticiri, e non fatti scolori, sos profumus, ma dei Ticiri, sa storia e sa lingua soprattutto, perché comunque questa che vai di sa colla, su collanti, che vai di unia sa gente, mi fa lastima, mi pare di strano pure quando bio, amigos, che magari che stiano andando su sardo e non ci dà a imparare a sfilo su sardo, ma che tu sempre io a disegnare una cosa, o a volte sapuro che non mi stiano senza sardo non ti spunto, proprio per sforzare a cercare a ragionare in sardo. Stai ci facili, cioè non è che c'è da che sai che uno sforzo, uno ci fa adesso sardo, tu vai da sul villo, poi uno vuole, uno va da su sardo e stato italiano e su gioco è fatto. Sì, su sardo si deve per imparare in scuola pure, è una lingua come esatta, sa che si impara l'inglese, si impara il francese e poi non si deve per imparare su sardo, è più che non impara a pittico, si impara a fuori dai, ma deve petticire pure come ti da codificare questa lingua, come ti scrivi. Non è che su sardo si scrive come ti si può, dove a regola, sai, questa sta andando rispettata, sai, è più da cose da imparare. Che poi si può incominciare quando vuoi pitti come da con i progetti, imparando a conoscere la alfabetizzazione in sardo, oppure a disegnare gli animali o le cose e a scegliere proprio su nomi in sardo. Poi però la schiamagna, questa cosa si deve stabilizzare sempre più, si impara la grammatica, si impara a leggere, si impara a leggere la storia in sardo, l'italiano, che non sa lingua si muore, cioè la lingua è via quando è imposta per tutte le cose, non fa tipo una. Questa è difficile in meta. Da una parte sono garantista, dunque secondo me tutto si deve di partecipare al concorso e deve poi adesso usare mi guardi una discriminanti. Però è vero pure che chi si fa di una cosa icci, chi si ci avera da una regola icci, si costringe di pure la pubblica amministrazione a ponere il suo sardo in cosa sua e si costringe pure la gente ad imparare il suo sardo. Dunque non mi intendo denarri no, ma penso che ancora non siamo pronti. Innanzi forse sì, però la pubblica amministrazione può prima si deve adeguare, quindi e dunque sa sardo tu devi ponere in cosa sua, sa in esatto su, come ti vendo scomune su a bella bello, insomma, sa posta, o magari sopravviva uno in banca, dubbio, cioè crasi, gusti, dubbio gusto, poi da più un vestita.